2013, quando Anna Oxa per la prima volta aprì il suo mondo, il mondo come artista, come cantante, con una canzone che venne scritta da Ivano Fossati, che diceva più o meno così: dimmi dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà. E naturalmente questa è un'emozione da poco, e a cantarla, a interpretarla questa sera è Monica Marchiori. Eccomi qua. Buonasera a tutti, grazie. Pronti con le mani? C'è una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce, e come un viaggio nella notte finisce. Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà, uno che non si è mai sentito finito, che non ha mai perduto mai per me, una canzone, mai una povera illusione, un pensiero banale, qualcosa che rimane invece per te, più che normale, che un'emozione da poco mi faccia stare male, una parola detta piano basta già, ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la netta differenza tra il più cieco amore e la più stupida pazienza. No, io non vedo più la realtà, né quanta tenerezza ti dà la mia incoerenza, pensare che vivresti benissimo anche senza. In me è una paura che nasce, l'imponderabile confonde la mente finché non si sente, e poi per me più che normale, che un'emozione da poco mi faccia stare male, una parola detta piano basta già, ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la netta differenza tra il più cieco amore e la più stupida pazienza. No, io non vedo più la realtà, la mia incoerenza, pensare che vivresti benissimo anche senza. Monica Marchiori, Grazie a tutti, grazie, 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 è stato veramente un grandissimo piacere. Renzo Biondi Fans Club, volevo dirti. Grazie, no, io volevo ringraziare veramente Renzo Biondi, ma anche il suo meraviglioso staff per aver messo a disposizione tutta la strumentazione. Grazie per il supporto tecnico, grazie veramente a tutti quanti voi per il calore, e chissà magari di ritrovarci l'anno prossimo sempre in un'occasione così, però non per questo motivo ma per festeggiare la donna così, in amicizia e in allegria, e Guarda basta. Monica, io penso che questo strumento che abbiamo l'opportunità di avere, che è la musica, è uno strumento che questa sera, grazie alla musica, allo spettacolo, in un contesto di leggerezza, di spettacolo che non è superficialità, ha lanciato davvero un messaggio forte, un messaggio intenso con tutte le nostre voci, perché 11 artiste, più i ballerini, più naturalmente un entourage di persone che si sono adoperate per questa serata per dire no alla violenza, ha avuto un ottimo risultato. Viva la musica e viva la nostra unione per dire no alla violenza sulle donne. Esattamente, grazie a tutti, grazie. Grazie Monica, Buona complimenti serata. davvero.